3 conferme, una novità e un giallo. La tornata del rinnovo dei consigli provinciali veneti verrà ricordata principalmente per il pasticcio accaduto a Verona, dove buona parte degli elettori dovranno ripresentarsi alle urne in quanto le elezioni sono state invalidate per un errore nelle schede. Si tratta di nuovi consigli provinciali, ridefiniti dalla legge del Rio. Si sono sostanzialmente confermate quelle maggioranze che avevano gestito le amministrazioni da quando le province erano state abolite. Belluno ha visto confermare con 8 seggi su 10 una lista trasversale dei sindaci. Centrosinistra sugli scudi invece sia a Vicenza, che pur perdendo un seggio ne ha comunque conquistati 12 su 16, che a Padova con la netta affermazione del presidente uscente Enoch Soranzo. Su 16 eletti in consiglio provinciale, quindi neoconsiglieri provinciali, ci sono 10 sindaci, un vice sindaco e 5 consiglieri comunali. Con tutto il rispetto di tutti gli amministratori, però un dato importante, sicuramente avere 9 sindaci su quelle 2 liste che sono hanno dichiaratamente condiviso questa progettualità con un vice sindaco e il resto sicuramente sono sicuro che si unirà, perché di fatto il territorio unisce e su questo noi cerchiamo sempre di migliorare, perché alla fine il territorio di tutti, non di nessuno. La novità invece è quella di Rovigo. Nella provincia polesana 6 seggi sono stati attribuiti a una lista composita che metteva insieme Partito Democratico, Fare e una parte di Forza Italia. Il compromesso ha superato l'alleanza tra la parte restante di Forza Italia e la Lega Nord, che si sono dovuti accontentare di 4 seggi.